Ondata di maltempo si è battuta sul Veneziano, a Spinea un albero cade su una decina di automobili in sosta, danni anche a Mestre, Chioggia, Cavarzere e Zelarino. Braccianti al lavoro per più di 10 ore al giorno senza riposo settimanale e a 5 euro l'ora, blitz dei carabinieri in un'impresa agricola del Veneziano. Polemiche sulla sicurezza a Venezia dopo gli accoltellamenti in pieno giorno a Piazzale Roma. Brugnaro risponde al deputato leghista Bazzaro, siamo intervenuti in 2 minuti. Ultimo giorno di presentazione dei documenti per le famiglie con figli non in regola coi vaccini, da domani scattano le sanzioni fino all'esclusione da scuola. Tragedia in laguna, barchino di pescatori urta la palancola di un'area archeologica a San Marco in Boccalama, muore 61enne di Chioggia, era in barca con il figlio. A circa 3 settimane dall'operazione anticamorra di polizia e guardia di finanza nel Veneto orientale partono le udienze del riesame, domani tocca al sindaco Mestre. Boccata d'ossigeno in casa Reyer, gli Oro Granata escono dalla crisi e battono Sassari 98-90 al Tagliercio, consolidando il secondo posto in classifica. Edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3, buonasera e ben ritrovati. In primo piano dunque l'ondata di maltempo che poche ore fa si è abbattuta nel pomeriggio nel Veneziano, diverse le zone colpite da Spinea a Chioggia sottomarina, forti raffiche di vento che hanno abbattuto diversi alberi. Poco meno di un'ora ma il maltempo e le forti raffiche di vento che nel primo pomeriggio si sono abbattute anche sul Veneziano hanno già provocato danni. A Spinea è stata colpita soprattutto la zona di Villaggio dei Fiori. Un grosso arbusto, forse secolare, è caduto sopra alcune auto parcheggiate lungo la strada, circa una decina, distruggendole, come si vede in queste immagini girate da alcuni cittadini che hanno assistito alla scena. Nessuno è rimasto ferito. Meno grave la situazione a Mestre, dove un albero è caduto trasversalmente in via Einaudi, anche questa volta contro un'auto, altri a Zelarino. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco, allertati soprattutto dalla terraferma, da dove sono partite le richieste di soccorso. Raffiche forti e disagi segnalati anche a Fusina. Nessuno è rimasto ferito, nemmeno in questo caso. Ma pioggia e forte vento si sono abbattuti anche su Chioggia, facendo cadere alcuni cartelloni, antenne dai tetti e rami. C'è stata anche una lieve tromba d'aria. Qualche danno anche a Cavarzere con la caduta di pali del telefono e alcune lamiere. Sfruttati, sottopagati e presi in giro. Interdizione per 12 mesi dall'attività di imprenditore agricolo per un 29enne marocchino. Guadagnavano 5 euro l'ora in condizioni di lavoro disumane, impiegati come braccianti agricoli per più di 10 ore al giorno senza riposo settimanale né ferie. I carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Venezia hanno eseguito l'interdizione per 12 mesi dall'attività di un imprenditore agricolo marocchino 29enne residente in Italia da anni. Per diversi mesi del 2018 hanno monitorato i movimenti di questo soggetto che aveva a disposizione diversi terreni, sia nella provincia di Venezia, in particolare a Cavarzere, sia nella provincia di Padova, tra cui c'è Monselice, Montegrotto ed altre località. L'imprenditore aveva assunto in nero 5 connazionali, 2 dei quali senza permesso di soggiorno, di età tra i 18 e i 35 anni. È stata la denuncia di 2 operai a far scattare i servizi di osservazione. Che aveva delle vigne a disposizione, quindi portava queste persone nelle vigne, rispetto, come succede di solito, a quanto gli prometteva, poi di fatto erano assolutamente sottopagati ed in condizioni di lavoro degradanti. Quindi il monitoraggio fatto anche grazie all'intervento dell'elinucleo di Belluno dei Carabinieri ci ha permesso anche un'osservazione a distanza che quindi era più discreta possibile. Si è sviluppata in diversi mesi l'attività e da lì poi siamo arrivati anche con accessi ispettivi a provare quello che già stavamo osservando a distanza. L'imprenditore aveva approfittato del bisogno dei connazionali con la falsa promessa di essere assunti con un regolare contratto di lavoro mai arrivato. I carabinieri hanno coinvolto il numero verde antitratta del comune di Venezia per garantire assistenza e protezione alle vittime, ottenendo anche una maggior collaborazione proprio dai lavoratori sfruttati. Emessa la misura interditiva per 12 mesi, ora il 29enne rischia una condanna da 5 a 12 anni di carcere. Torniamo a parlare dell'accoltellamento in Piazzale Roma, perché dopo le critiche del deputato leghista Bazzaro sulla sicurezza arriva pronta la replica del sindaco Brugnaro.
Questi erano 4 persone, 2 contro 2, che si sono non solo azzuffati, sono accoltellati proprio, li abbiamo arrestati in 2 minuti. Per cui chi parla, adesso non so neanche il nome di questo qui, chi parla in generale, dico, se riesce a darci anche risorse per arrestarli in 30 secondi lo facciamo volentieri, perché si può sempre migliorare. Però direi che 2 minuti presi dalla polizia locale, dei giovani della polizia locale, i ragazzi che abbiamo assunto da poco, quelli che hanno fatto le prove di corsa, di prove fisiche, sono stati secondo me molto efficienti. In 2 minuti abbiamo arrestati tutti 4, a Venezia quando si commette un crimine lo arrestiamo. Ci prendiamo questi complimenti, queste raccomandazioni e queste cose, però insomma riteniamo che siamo a livello di tempi di record, però si può sempre migliorare e cercheremo di migliorare. Il sindaco Brugnaro risponde così alle dichiarazioni del deputato veneto leghista Alex Bazzaro all'indomani dell'accoltellamento a Piazzale Roma. È un fatto grave e preoccupante, aveva detto, e non può lasciarci indifferenti. Serve più sicurezza, ma soprattutto un'amministrazione che con buon senso dedichi più impegno a questa materia. Affermazioni cui replica anche l'assessore comunale alla sicurezza. E sul fatto di prestare sempre più attenzione assolutamente ragione, sul dire che non c'è abbastanza sicurezza assolutamente no, per cui facciamo un invito all'onorevole a farsi un giretto con l'assessore alla sicurezza che sono io e andiamo a visitare i vari luoghi, così vediamo da vicino quelli che sono i programmi che stiamo attuando e anche i problemi che viviamo nel territorio. Fatti difficilmente prevedibili, continua D'Este. È emerso che tra i 4 c'è un lungo trascorso. Romeni ed egiziani in passato se l'erano giurata, più i primi che i secondi. Alcuni giorni prima, infatti, l'egiziano si era ritrovato faccia a faccia nel bus con 2 del gruppo, dove è iniziato un diverbio culminato a schiaffi e spintoni. Intervenne la polizia, ma i 2 erano già scappati, fino all'accoltellamento di sabato. Parliamo adesso di vaccinazioni obbligatorie. Una trentina di famiglie irriducibili in Veneto ha già deciso oggi di lasciare i figli a casa da scuola. Ancora qualche ora di tolleranza per chi non è in regola, poi sanzioni e sospensioni. Non ci sono più proroghe per i genitori i cui figli non sono ancora in regola con le vaccinazioni obbligatorie, perché oggi scadevano le autocertificazioni, visto che il termine fissato del 10 marzo coincideva con una domenica. Dunque questa mattina le famiglie avevano la possibilità di regolarizzare la propria posizione presentando il certificato vaccinale o copia della prenotazione all'ULSS per iniziare o completare l'iter. I genitori che non hanno provveduto entro oggi a consegnare quanto previsto dalla normativa, da domani, al massimo da mercoledì, andranno incontro alle sanzioni previste. Per i piccoli che frequentano nidi e materne è pronto un provvedimento di sospensione, mentre nel caso di scuola dell'obbligo in arrivo multe fino a 500 euro. Ancora provvisori dati a disposizione, visto che i presidi stanno controllando le documentazioni ricevute, ma è già possibile farsi un'idea della situazione. Si sono registrati, ahimè, purtroppo, dei casi in cui alcune famiglie hanno tenuto a casa i bambini. Le famiglie che non intendono procedere con le vaccinazioni, ma peraltro eravamo già stati preavvisati e avvertiti di questo, hanno tenuto a casa i bambini. Siccome è capitato anche l'anno scorso lo stesso fenomeno, crediamo che qualche decina di bambini a livello veneto probabilmente questa settimana frequenteranno poco o per nulla e a partire dalla settimana prossima probabilmente i genitori li terranno a casa perché non intendono proseguire con le vaccinazioni. Stando ai dati della FISM sono all'incirca una trentina i bambini in Veneto che oggi non si sono presentati a scuola, 3 nel veneziano e 4-5 nelle altre province. Gli istituti, soprattutto quelli paritari, daranno ancora un giorno alle famiglie, ma da mercoledì chi non sarà in regola non potrà entrare in classe. I trevigiani sembrano d'accordo sull'obbligatorietà vaccinale. Sono d'accordo del fatto che tutti i bambini devono essere vaccinati. Io ho avuto un'esperienza personale, una figlia che probabilmente è stata rovinata da un vaccino. Ecco, quindi so di cosa parlo, altri 3 figli, tutti e 3 vaccinati lo stesso. Quindi potrebbe anche succedere, ma se uno su 1 milione, sulle cose per salvarne 900.000, vale la pena vaccinare. Mi sembra giusto perché il discorso è un obbligo ed è giusto che sia così per tutelare la salute di tutti quanti. Convince meno invece la disparità di sanzioni applicate, con l'esclusione da scuola per i bambini che frequentano l'asilo e una multa per quelli di elementari, medie e superiori. Secondo me non è corretto questo, sarebbe opportuno adeguare la legge anche a livello elementare. Non va bene così, devono essere più coerenti, non devono entrare e basta.
Massimo Boscolo, un pescatore di Chioggia di 61 anni, ha perso la vita in un incidente nautico avvenuto intorno alla mezzanotte tra sabato e domenica. Secondo una prima ricostruzione, il barchino sul quale viaggiava assieme ad altre 3 persone, tra cui il figlio, ha urtato una delle palancole che delimitano l'area archeologica in cui circa 20 anni fa fu trovata un'antica galea veneziana a San Marco in Boccalama. L'uomo è stato sbalzato dall'imbarcazione, la morte è stata causata da annegamento, forse dovuto anche al trauma subito al momento dell'incidente. Torniamo a parlare dell'operazione anticamorra in Veneto, cominciano le udienze davanti al Tribunale del Riesame. A circa 3 settimane dall'operazione anticamorra di Polizia e Guardia di Finanza nel Veneto orientale partono le udienze del riesame. Gli indagati puntano all'alleggerimento della misura cautelare disposta dal GIP nell'ordinanza con cui sono finite in carcere 47 persone, 36 delle quali in alta sicurezza, 3 agli arresti domiciliari, più vari obblighi di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria. Martedì sarà il turno tra gli altri di Mirko Mestre, sindaco dimissionario di Eraclea, ed Emanuele Zamunera, accusato di essere il collante tra il primo cittadino e Donadio. Sia fare chiarezza sulle singole posizioni, ci penseranno i tribunali. Rimane comunque in generale lo shock di un territorio che si è scoperto non immune da fenomeni che nell'opinione dei più venivano relegati ad altre regioni. La comunità non solo di Eraclea ma un po' anche del Veneto orientale alla quale appartengo è stordita per quello che è accaduto ed è chiaro che accettare una realtà diversa da quello che si immaginava non è mai facile, come quando, che ne so, accade un lutto che uno ci vuole del tempo perché se ne renda conto, e lo stesso anche rispetto a quello che è avvenuto in questi giorni e che avverrà. L'importante è che l'attenzione, e qui mi rivolgo anche agli organi di stampa e di comunicazione, venga tenuta alta. La Romea è stata chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia questa mattina all'altezza di Chioggia per un incidente che ha coinvolto 3 mezzi pesanti. Non ci sono stati fortunatamente feriti gravi. Lo scontro frontale è avvenuto tra 2 mezzi pesanti e ha coinvolto in un secondo momento un altro camion. Il traffico è stato deviato sulla viabilità locale, poi ripristinato ma in senso alternato attraverso la circolazione interna di Brondolo. La Romea è stata riaperta poco dopo le 13:30. Dopo quelli presentati la scorsa estate arriva il secondo lotto, altri 28 nuovi autobus di ultima generazione, ecologici e dotati di Wi-Fi. Questo secondo lotto dei nuovi autobus sono altri 28, 15 12 metri e 13 18 metri. Proseguiamo nel piano di investimenti che dovrebbe portare fino al 2023 l'introduzione di oltre 200 nuovi autobus. Noi contiamo che oltre il 75% del totale dei nostri trasportati nel 2022 viaggerà su nuovi autobus. Eccoli i nuovi mezzi che si aggiungono ai 31 entrati in servizio a fine luglio scorso e che andranno a sostituire altrettanti vecchi autobus Euro 2. Sono stati presentati nel parcheggio comunale di Zelarino, alla presenza del sindaco Brugnaro, numerosi assessori e altri primi cittadini. I bus, tutti diesel di ultima generazione Euro 6, 16 da 12 metri, 12 da 18, in allestimento urbano ed extraurbano, sono dotati di tecnologie all'avanguardia che garantiscono prestazioni ottimali sia in termini di consumi che di emissioni atmosferiche. Nei 5 bus da 18 metri destinati alla linea 5 che collega Venezia e l'aeroporto Marco Polo c'è una novità. Questi nuovi mezzi vedranno l'introduzione del wifi gratuito a bordo sulla linea, sperimentalmente sulla linea 5 dell'aeroporto. E più attiveremo praticamente da subito il servizio di infomobilità, per cui su questi nuovi mezzi verrà chiamata sia vocalmente che negli schermi all'interno il nome della prossima fermata. Per gli altri invece l'azienda di trasporto avverte. La progressiva introduzione degli autobus avverrà principalmente e preferibilmente sulle linee che avranno minor tasso di evasione e minor tasso di atti vandalici a bordo dei mezzi. Questo con l'intento di premiare quelli che sono i cittadini che pagano i biglietti e che si comportano in maniera corretta sui mezzi pubblici. La mancanza di parcheggi alla stazione di Mestre, il caso arriva ora in Consiglio Comunale.
Come transito passeggeri, Mestre è la sesta stazione ferroviaria d'Italia, ma per chi ci arriva in automobile per prendere o accompagnare qualcuno, anche una semplice sosta di pochi secondi diventa quasi impossibile, pochissimi gli spazi disponibili. Si inquadra in quest'ottica una doppia proposta di delibera che sarà presentata in Consiglio Comunale da Davide Scano, a partire da via Camarcello. Noi vogliamo soddisfare invece il bisogno della cittadinanza dando una risposta concreta e quindi affidando il nuovo parcheggio che è stato realizzato in via Camarcello e che è opera di urbanizzazione primaria, cioè deve essere ceduto all'amministrazione comunale. Bene, noi diciamo affidiamolo in house ad AVM a tutti gli altri parcheggi appunto già in gestione e con un piano tariffario anomalo, cioè inserendo una sosta gratuita di almeno un'ora. La seconda proposta di delibera riguarda invece Viale Stazione. Le aree che sono state date in comodato d'uso gratuito dai competenti dell'allora PD, del centro-sinistra veneziano, ai due alberghi, l'Hotel Bologna e l'Hotel Plaza. Queste aree sono state date gratuitamente, noi vogliamo riprendercele per dare più sfogo alla mobilità, quindi al trasporto pubblico locale, alle automobili piuttosto che alle biciclette e anche alla pedonalità ovviamente. È il momento di fermarci per una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, a tra poco. Di nuovo in diretta con l'edizione veneziana, intervento dei Vigili del Fuoco nel primo pomeriggio in via Ettore Majorana 90 di Piave per l'incendio di due cassoni scarrabili, uno all'interno di un'azienda di trattamento rifiuti, l'altro all'esterno, giunti con due autopompe, due autobotti e un'autoscala da San Donà, messe per un totale di 18 operatori, coadiuvati dal funzionario di guardia. I Vigili del Fuoco hanno spento le fiamme limitate dall'ingresso in funzione dell'impianto antincendio. Sono divampate nel cassone all'interno del capannone contenente filtri a carboni attivi. Qualche scintilla incandescente è stata trasportata dall'aria all'esterno innescando l'incendio del secondo cassone contenente cartoni. Nessuno è rimasto ferito, le cause sono ora al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco presenti anche con il personale del nucleo NBCR. Tutto pronto a Longarone e Belluno per l'arrivo domani mattina del Capo dello Stato Sergio Mattarella. La bandiera italiana tra le mani e il tricolore disegnato sul volto. I bambini del coro arcobaleno di Limana fanno le ultime prove. Saranno loro domani ad intonare le note dell'inno di Mameli davanti al Capo dello Stato Sergio Mattarella quando raggiungerà il Teatro Comunale di Belluno. Ed è molto importante trasferire i valori ai bimbi, attraverso questo canto i valori vengono trasmessi, i valori della patria e dell'unità. Saranno proprio i bambini e i ragazzi i protagonisti di domani. 400 gli alunni delle scuole bellunesi presenti insieme ad una rappresentanza di studenti di Roccapietore, uno dei paesi simbolo della devastazione del maltempo di fine ottobre. Credo che sia importante questa risposta della scuola e dei giovani che vogliono esserci a vedere il Presidente della Repubblica e quindi a vedere le nostre istituzioni statali nel più alto grado, e credo che sia importante per costruire quel clima di fiducia nelle istituzioni. E saranno sempre due bambini a raccontare al Presidente della Repubblica attraverso i temi scritti a scuola quelle ore di paura, quando il vento soffiava a 200 km all'ora e la pioggia scendeva con violenza. Racconteranno le loro montagne devastate, gli alberi che erano abituati a vedere che all'improvviso non c'erano più. Al Teatro Comunale di Belluno Mattarella ricorderà quei giorni insieme ai sindaci dei comuni colpiti. All'esterno un maxi schermo per consentire a tutti di seguire l'evento. Saranno due momenti molto importanti, significativi, e sarà anche un po' un abbraccio a questa popolazione che tanto ha sofferto ma comunque ha avuto una grandissima forza per rialzarsi e per ricominciare. I bellunesi sono abituati a parlare poco, a lamentarsi poco e a lavorare molto. È una caratteristica umana che ha anche il Presidente Mattarella ed è anche questo uno dei motivi dell'orgoglio, credo, bellunese nell'accogliere il Presidente. La visita del Capo dello Stato inizierà a Longarone, dove Mattarella ricorderà le vittime della tragedia del Vajont, poi si sposterà a Belluno al Teatro Comunale e, se sarà possibile, sorvolerà in elicottero le zone devastate. L'incontro con il Presidente della Repubblica sarà l'occasione per gli amministratori locali per parlare anche di autonomia. Penso che il tema dell'autonomia e della specificità della provincia di Belluno sarà un tema che anch'io cercherò di affrontare, in cui faremo presente al Presidente quelle che sono le esigenze di questo territorio, che ha bisogno, secondo me, di assumersi della responsabilità. Una visita, quella di Mattarella, che Antena 3 seguirà sin dall'inizio con una lunga diretta a partire dalle 10:15, condotta dal vice direttore Ferdinando Avarino, in studio con lui il direttore Luigi Bacialli.
E la Presidente dell'ANCI Veneto Pavanello lancia un appello al Presidente Mattarella perché i comuni contino di più a livello amministrativo. Vorrei continuare che chiedere al Presidente, come ha sempre fatto, di sollecitare le istituzioni con le quali lui si confronta a considerare in modo dignitoso i comuni come sono previsti all'interno della Costituzione. Un aiuto per far conquistare più peso politico e amministrativo ai comuni è la richiesta che la Presidente dell'ANCI Veneto Maria Rosa Pavanello avanza al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della visita del Capo dello Stato in Veneto, una visita che si svolgerà al cimitero delle vittime del Vajont a Fortogna di Longarone e a Belluno per una cerimonia dedicata all'alluvione di fine ottobre. Il processo di autonomia del Veneto, secondo la Presidente regionale dell'Associazione dei Comuni, è l'occasione per ridisegnare una mappa amministrativa nella quale anche i governi delle città vogliono fare la loro parte. È iniziato un percorso anche di riconoscimento della loro dignità rispetto anche all'autonomia come prevista in Costituzione. Siamo istituzioni che si devono confrontare con istituzioni e quindi con un ruolo e un rango inferiore. Credo sia molto importante per la nostra regione e per i nostri comuni. Torniamo a parlare del piccolo Joe, il bimbo affetto da una grave malformazione che necessita di un intervento costoso negli Stati Uniti. Ebbene, quello appena terminato è stato un fine settimana ricco di iniziative di solidarietà. Una corsa che non si ferma, che vede crescere il numero di partecipanti alla gara di solidarietà di ora in ora, abbattendo muri e confini. Una voglia di fare del bene che in questi anni di individualismo, di affanno e stress del quotidiano pare quasi irreale. Eppure c'è, esiste ed è forte più che mai, come conferma quello che voi telespettatori state facendo per il piccolo Joe, appoggiando la campagna che il gruppo Made in Nord-Est sta sostenendo dopo aver accolto l'accorato appello della mamma del cucciolo di guerriero di 2 anni e poco più, che necessita di una delicatissima e costosissima operazione per poter correre e camminare come i suoi coetanei. Una dietro l'altra le iniziative pro Giovanni. Più di 2.000 euro raccolti a Rossano in diversi momenti. In palestra l'associazione Girasole, appoggiata dalla sindaca Martini, ha organizzato una serie di attività per il piccolo Joe. Sono orgogliosissima di essere il sindaco di un paese che risponde quando viene chiesta la solidarietà. Ringrazio dal più profondo del cuore Chiara, Sabrina, Benedetta e Nicoletta per avermi chiesto la disponibilità dei locali, ma di tutti i volontari che avete potuto vedere e di tutta la gente che ha risposto all'appello. Sono tante piccole gocce, magari piccolissime, però il traguardo che serve per operare Giovanni sono sicura che sarà raggiunto. E sempre a Rossano le donne del CIFA, la loro cena tradizionale, hanno voluto devolvere tutto il ricavato della serata per Joe. Benissimo anche la 2 giorni di donne in arte a Villa Rubelli a San Zerone, dove il piccolo, lo ricordate, ha conquistato i cuori delle artiste. Tra la vendita di biscotti e le offerte sono stati raccolti più di 4.300 euro in poche ore. Insomma, una goccia dopo l'altra si fa un mare, soprattutto un mare di emozioni, quelle che regalate voi telespettatori. Siamo allo sport basket, dopo un periodo difficile arriva una boccata di ossigeno in casa Oro-Granata. 40 minuti di gioco in cui l'Umanarei era dominato il campo contro Sassari con il risultato finale di 98-90, consolidando il secondo posto in classifica. Abbiamo giocato credo una buona partita, una partita molto solida, molto attenta, direi 30 minuti quasi, non voglio dire perfetti, ma con tantissima intensità, alzando la difesa, un bellissimo atteggiamento da parte di tutti, sono riuscito ad avere tanto da tanti giocatori, tutti coinvolti. Credo che Sassari sia rientrata facendo veramente dei canestri, chiudendo con percentuali altissime da 3 punti, ma mi vengono in mente anche tanti tiri contestati. La presenza al rimbalzo, il controllo delle palle perse, la distribuzione dei passaggi con 23 assist ha fatto differenza e quindi una vittoria importante contro una squadra altrettanto importante e profondissima come la nostra. Una vittoria che il coach Oro-Granata ha dedicato a un grande allenatore di pallacanestro che si è spento all'età di 71 anni. Dedico questa vittoria a Alberto Bucci, che era una persona d'altri tempi, una persona che, al di là di quello che sapete tutti che ha fatto nel basket, è sempre stata una persona profonda che
ha segnato una parte importante della mia vita e che rimarrà sempre dentro di me. In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera con 20:10, ospite in studio Giampaolo Bottaccini, assessore alla protezione civile e ambiente della Regione Veneto, e a seguire in prima serata a partire dalle 21:15 come ogni lunedì torna a Ring, la politica alle corde, parleremo di legittima difesa, che cosa è cambiato con la riforma, e poi della tensione all'interno del governo sulla TAV e non solo, in attesa della visita del capo dello Stato Mattarella domani a Belluno con la nostra diretta a partire dalle 10:15. In studio a Ring il senatore Andrea Ferrazzi, il senatore Andrea Ostellari, Simone Borile del Movimento 5 Stelle e Franco Birolo. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per essere stati con noi, buona serata. Ben ritrovati al meteo. Prosegue al nord-est questo assaggio di primavera che a dire il vero ormai già da qualche settimana stiamo vivendo, ma vediamo le previsioni del tempo per martedì 12 marzo. Sul Veneto sarà soleggiato ovunque, possiamo infatti vedere che il cielo si presenterà sereno praticamente su tutte le province. Le temperature minime saranno comprese tra -1 e 4 gradi, le massime invece oscilleranno tra gli 11 e i 14 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, poche novità perché anche in questo caso sarà una splendida giornata di sole, il cielo sarà sereno limpido un po' su tutti i settori. Temperature minime tra 2 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra 11 e 14 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui avremo condizioni di bel tempo stabile, sarà infatti una giornata caratterizzata dal sole. La nostra grafica ci mostra che il cielo sarà poco nuvoloso un po' ovunque. Temperature minime comprese tra lo 0 e 1 grado, valori massimi intorno invece ai 13 gradi. Dal meteo per ora è tutto, arrivederci.